Avevano deciso di appartarsi probabilmente per qualche momento di intimità, anticipato da uno spidello, ma Trixie, il cane antidroga della municipale di Treviso, gli ha rovinato tutto. I due giovani, un marocchino diciottenne e una trevigiana minorenne, sono stati sorpresi all'interno dell'area privata. Appena hanno visto il cane hanno subito consegnato lo stupefacente, che però non è bastato a fargli evitare la denuncia da parte della proprietà dell'area, oltre alla segnalazione alla prefettura. Momenti di tensione in comando quando i genitori sono andati a prendersi la minorenne. Ha dimenticato di versare allo Stato dei pagamenti riscossi per bolli auto e tasse automobilistiche e per questo è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione. A nulla è servito che il tabaccaio responsabile di queste dimenticanze non avesse sottratto il denaro né speso per fini personali, ma semplicemente versato con 43 giorni di ritardo. Condanna arrivata oggi per dei fatti accaduti nel 2013, per un importo di circa 800 euro in bolli auto e 5.000 euro di tasse. Si fa sempre più concreta l'ipotesi dell'incidente come causa della morte del 22enne marocchino volato la notte di mercoledì dal 7° piano del condominio di Viale Trento Trieste e il Put. Le telecamere in zona infatti non hanno rilevato alcuna presenza quella notte, mentre gli investigatori avrebbero trovato altre testimonianze che confermerebbero un unico colpo sordo nella notte e nessun altro rumore di persone in movimento. Ma sarà con tutta probabilità l'autopsia, prevista per domani, a dare il verdetto definitivo. La salma del giovane successivamente verrà trasportata in Marocco per la tumulazione. È partita dal Cafoncello la sacca di sangue cordonale che servirà a salvare un bambino francese. Il piccolo, ricoverato all'ospedale di Lille, è affetto da leucemia acuta. Grazie ai contatti tra centri ematologici, il sangue donato da una partoriente ricco di cellule staminali è risultato compatibile con il piccolo malato. Subito inviata la sacca e iniziata la cura, pare con già buoni risultati.